tears, a tidal wave of tears. È la nuova casa del consorzio dei vini DOC dei Colli Euganei, al centro del comune di Vo, simbolo dei vini euganei. Una struttura moderna ed attrezzata ad accogliere non solo uffici e personale, ma anche buyers nazionali e internazionali e a realizzare esami di laboratorio per garantire che protocolli e standard delle DOC euganee siano rispettati. Una inaugurazione attesa dal territorio perché qui parte una nuova sfida per i vini euganei che dopo tanti riconoscimenti aspirano a una posizione di primo piano nel panorama delle DOC italiane. C'era bisogno di una struttura che fosse in grado di raccogliere le esigenze di questa zona, di questi produttori e poterle, diciamo così, rendere sia visibili all'esterno, ma soprattutto dare quegli strumenti di cui oggi i produttori hanno bisogno per fare quel salto di qualità necessario, diciamo, per affrontare i mercati a livello internazionale. Una struttura come questa consente di migliorare soprattutto sulla qualità e soprattutto di poterci misurare nel futuro e competere anche a livelli internazionali. Abbiamo le possibilità, ormai cominciamo a essere un po' più grandi e maturi, credo che il lavoro dei viticoltori dei colli possa essere premiato anche attraverso il riconoscimento della qualità, dei premi e dell'economia. Il polo del vino nel Padovano deve ripartire da Vo, deve ripartire dal territorio dei Colli Euganei. Come Regione, quando si è potuto, abbiamo dato un congruo sostegno e hanno realizzato effettivamente la Casa dei Vini dei Colli. Credo che, al di là che l'agricoltura, diciamo, è il settore che nonostante la crisi se la sta cavando meglio degli altri come PIL e come occupazione, ma in modo specifico il settore viticolo, nonostante tutto, sta avendo ancora sia degli aumenti di fatturato e soprattutto per quanto riguarda l'esportazione è il nostro fiore all'occhiello, il nostro ambasciatore. Dal 1972 il Consorzio delle DOC Euganee svolge attività di promozione e vigilanza per la produzione di vini DOC e ora ha un nuovo laboratorio attrezzato con le più moderne tecnologie. È soprattutto il vino il simbolo dell'unicità di questo territorio. Io direi così perché poi abbiamo altri grandi vini che stanno ricevendo altrettanti riconoscimenti, ma oggi dire fior d'argento vuol dire proprio identificarsi su questo territorio. Una riflessione alla tavola rotonda che ha accompagnato l'inaugurazione della nuova sede l'ha portata il presidente di FederDOC, stimolando i consorzi ad essere modelli di sviluppo dei territori. Il messaggio è questo: 521 denominazioni solo per il vino sono una straordinaria ricchezza, ma poi, come per i nostri musei, come le nostre migliaia di zone archeologiche, si pone il problema di farli conoscere, di proteggerli, di portarli in giro per il mondo, di far arrivare qui i turisti e i clienti. Qualche volta forse dobbiamo avere il coraggio di rinunciare al piccolo museo locale e pensare un pochettino ad accorpare le collezioni. Per le denominazioni potrebbe essere aree di produzione più ampie con qualche sottozona, perché poi noi dobbiamo spiegare a un cinese, a un americano quella nostra particolarità e dobbiamo attirarlo. Se gli complichiamo troppo la vita forse non facciamo un buon servizio. Le politiche agricole europee, che tendono a privilegiare le grandi produzioni, preoccupano gli agricoltori italiani, per i quali la tutela delle tante peculiarità del nostro territorio è fondamentale. Credo che molte cose che erano uscite veramente storte dalla proposta della Commissione siano state raddrizzate. Non è ancora sufficiente, dobbiamo stare lì a sorvegliare che non si facciano passi indietro e che ci siano ancora un paio di cosette da mettere a punto. La nuova sede non è solo la casa del consorzio e dei produttori, ma un luogo aperto alla cittadinanza. Qui il comune di Vo sta già pensando a realizzare anche un museo del vino. Stiamo investendo anche su questo, vogliamo che diventi un punto di riferimento per tutto il territorio e vogliamo che qui si appoggino un po' tutti i produttori per crescere, per portare il vino di Colli Euganei a un livello ancora superiore.
E infine qualche anticipazione anche sulla prossima vendemmia che si sta già preparando. Io credo di sì, c'è della bella uva, diciamo, per cui abbiamo pochi giorni ancora davanti. Se la stagione continua con questo sole avremo una buona quantità e un'ottima qualità.